Tutta questa indagine nasce per questo fatto. Viene chiamata, ai tempi di Expo, c'era un cantiere di Expo. Expo è stato costruito sopra un'ex raffineria, per cui tutto il terreno su dove è stato costruito Expo, no? Per 5 metri è stato preso e doveva essere portato ad essere smaltito, no? Perché era terreno contaminato. Voi capite, se qualcuno di voi è stato all'Expo a Milano, ha visto le dimensioni di tutto lo spazio, immaginatevi moltiplicando per 5 in profondità quanta terra doveva essere smaltita in un modo da garantire che quel materiale che era proveniente da un'ex raffineria che era lì situata non finisse, diciamo così, nelle falde e in tutto il resto, però miliardi di euro. E chiaramente la mafia si è buttata. Sapete cosa è successo? Che queste persone caricavano questo materiale, questa terra, al posto di portarla a smaltire a Carano Portusella, dove c'era la cosa di smaltimento, la portavano in un cantiere sempre a Milano, okay, dove stavano costruendo degli appartamenti dove sareste potuti andare a vivere voi, chiunque altro, no? Nelle fondamenta di questo appartamento, dove sarebbero andate a vivere persone normalissime, dove sono andate a vivere persone normalissime, no? Bambini, uomini e donne in cantina dove parcheggiavate la macchina, avrebbero buttato tutta questa terra, vi risulta recuperata da questa cosa. Che cosa succede? Questo accadeva regolarmente, cioè questo camion arrivava davanti a questo cantiere, ok? Davanti a questo cantiere c'era qualcuno che gli apriva la porta, il camion scaricava e se ne andava. Faceva il falso volontario di trasformazione e di aver portato la terra a Carano Portusella dove doveva esserci questa discarica che avrebbe prodotto lo smaltimento a non so quanti soldi al metro quadro, e lui la portava lì. In questo modo cosa facevano? Prendevano i soldi da chi gli dava la terra e non si occupavano dello smaltimento, che già questo è un reato, senza pensare che per questa terra rimaneva nella disponibilità di persone che sarebbero poi andate lì a vivere. Succede che un giorno il cantiere, la persona che doveva stare in questo cantiere, viene cambiata. Viene tolta una persona che era conscia di quello che doveva accadere, sapeva chi doveva o non doveva far entrare, ok? E viene messo uno dello Sri Lanka perché questo qui si era ammalato gravemente. Questo dello Sri Lanka ottiene un posto di lavoro fisso al cantiere, era ben contento di averlo, perché quando arriva questo qui col camion e gli dice devo entrare dentro e scaricare, questo qui dice ma chi? Qua non devi entrare io, oggi il cantiere è chiuso, è domenica, qua non puoi entrare, a me mi ha detto che non devo far entrare nessuno, io non faccio entrare nessuno. Questo lo guarda e dice, magari neanche in tono proprio gentile, no? E dice, amico mio, fai entrare, spostati che devo scaricare. E questo, ligio al dovere, dice, non mi passa neanche per niente. Questo lo comincia a minacciare e questo cosa fa? Chiama il 113, giustamente, no? E dice, qua c'è uno che mi minaccia perché vuole scaricare. Scaricare, discarica, vigili. Ok? Neanche hanno capito bene di cosa si trattasse. Parlare di scarica, vigili. Ok? E gli passano la centrale dei vigili. I vigili mandano una pattugliettina di 2 vigilini normalissimi che vanno lì e che cosa è successo? E questo quindi lo Sri Lanka gli spiega la situazione. Questo dice, vabbè, mi dia un attimo i documenti, gli dice a quello del camion. No, ma ho sbagliato strada, mi sa che ho fatto confusione, ho sbagliato posto. Dammi i documenti. Ma no, lasci stare, agente, ho sbagliato posto, proprio mi sono confuso. Poi prendi i documenti e questo lo vanno a scaricare a Carano Pertusella, che come se da qui deve andare a Padova, ed era dietro l'angolo. Dice, hai sbagliato posto, ma hai sbagliato di brutto, perché devi fare 45 km, ne hai fatti 2, ti sei fermato, c'è qualcosa di strano. Il collega si è sospettito. Nel frattempo questo aveva chiamato chi? Aveva chiamato i suoi capi, perché era riservata la macchina con un bel BMW X5, no? Nero, e scendono 4, quelle che comunemente noi chiamiamo facce non proprio belle, no? Scendono, vedono la pattuglia dei vigili, se avessero visto una pattuglia di polizia salivano e se ne andavano, se vedevano i carabinieri salivano e se ne andavano. Vanno dai vigili, arriva questo, che è una delle persone che poi è stata indagata, anzi arrestata, anzi ancora in galera, e arriva lì e si mette a questionare col collega. Dice, ma lei chi è? No, ma io sono faccia che vabbè, ma ha sbagliato strada, insomma, il collega si sospettisce, fa una relazione di servizio e la porta a noi che ci occupiamo della PG. Dice, guarda, a me quella situazione non mi è piaciuta, ti dico la verità, questi sono arrivati come dei mafiosi, questo doveva scaricare nella terra, ok, a 50 km di distanza da dove la doveva scaricare, e quello era un cantiere dove stanno costruendo una casa che mai al mondo ci poteva stare nella terra di quel tipo. Per cui vedete voi, noi prendiamo tutto, facciamo 4 accertamenti e scopriamo che la targa era intestata a una persona, la cui macchina, la macchina era intestata a una persona che era uscito 4 anni prima di galera, dopo che si era fatto 9 anni di reclusione, era entrato a lavorare nell'azienda
che doveva occuparsi dello smaltimento di quei rifiuti e nel giro di 2 anni era diventato amministratore delegato. Insomma, qualche sospetto ti viene, no? Una persona che esce di galera dopo che si non ha nulla da dire, magari in galera l'hanno rieducato bene, è diventato un manager della Madonna, ci può stare, però qualche dubbio ti viene, no? Che ci sia questa situazione. Per cui facciamo attività di indagine, lo portiamo alla dottoressa Boccassini. La dottoressa Boccassini fa nascere un procedimento penale.